Centro anch'io, centro anch'io. Amici, ben ritrovati. Il monumento funerario a cassetta con due ritratti maschili che vi stiamo per presentare è molto antico perché risale alla metà del I secolo d.C. ed è conservato all'interno del Museo di Santa Giulia. Reimpiegato nel campanile della chiesa di San Francesco, questo monumento funerario a cassetta con due ritratti maschili fu recuperato nel 1824. I due defunti sono ritratti con i simboli della loro appartenenza al patriziato. Con la mano destra stringono alcune pieghe della toga, evidenziando il loro status sociale, mentre con la sinistra tengono un rotolo, sinonimo delle cariche politiche detenute. Il proverbio di oggi: con poc se scampa, con negot s'accrepa. Vero o no? Andiamo a sentire. Camilla, bella, giovane e laureata da oggi. Esatto. Va bene? Sì, è andata bene. Congratulazioni. Senti, e il dialetto, come sei messa col dialetto? Abbastanza male. Perché tu di dove sei? No, di Brescia abbastanza centro. Però Ormai siamo in centro, respiriamo l'aria del centro che magari ti può essere d'aiuto. Senti, con poc sa scampa, con negot sa crepa. devo tradurla? Con poco si vive, con niente si muore? Ok. Proprio niente, no. C'è un applauso spontaneo degli amici, Manu, se vuoi inquadrare gli amici. Sì, quello non batte le mani ma batte le bottiglie. Sì, esattamente. Carmen, che sei un'opera lirica sei tu, eh? Sì, Di dove sei, Carmen? e allora abito a Brescia, però sono alla Sardegna. Ah, Sardegna, ma l'accento non è proprio sardo, eh? Sì, ci sono da tanti anni, dal 99 che sono qua. Questo è 20 anni ormai quasi, 18 anni insomma, 19 anni. Con poc sa scampa, con negot sa crepa, capisci un po' il nostro dialetto ormai, sì. Sì, però a parlarlo dopo non è che riesco bene. Sì, però prova a tradurre, con poc sa scampa, cara Carmen, con negot sa crepa, Allora, con... con poco scampi e poi crepi. Che po' crepi? Tutti crepano, eh. No, che po'. Davide e Lucia, guarda là, Davide senti un po', con poc sa scampa, con negot sa crepa. Devo tradurlo? Sì, Con poco la scampi, con niente crepi. con Muori. poco non la scampi, riesci a vivere. Riesci a sopravvivere, Con con nego- poco muori. Con negot sa crepa. Con niente muori. Quindi tu sei uno che campa bene? Speriamo. Davide è uno che campa bene. Davide è uno che campa bene, esatto. Perché è uno che campa bene, Davide? Che è un genio della matematica. Lo No, so, veramente. no, lo so, no, guarda che io conosco bene, è fortissimo ragazzo. Esatto, è un E fortissimo. quindi lui farà carriera. Stiamo parlando male di te intanto. Esatto, vive, guadagna in ogni modo. Con poca scampa, con negozia crepa, si può campare con poco ma basta nulla per morire. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima. Oh, sentiamo un po' i nostri fanciulletti come se la cavano oggi col dialetto, sono sempre più simpatici e anche preparati. Grazie, ciao, alla prossima. Nabil, se io ti offrissi una galeta, tu la mangeresti? Non so cosa sia. Non sai cos'è la galeta? Frutto secco. Cos'è? Frutta secca, la galeta? L'arachide.